Novità per le stagioni sportive in corso. Come da richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico, infatti il Presidente federale ha preso atto delle modifiche al regolamento del gioco del calcio, approvate in occasione della 131esima Assemblea Generale annuale, di permettere alle società della Lega di usufruire in via sperimentale per questa stagione sportiva della possibilità di effettuare fino a 5 sostituzioni di calciatori per ciascuna squadra nel corso delle gare del campionato di Serie C, delle gare di play-off, play-out e di Supercoppa Serie C. Altra novità sono le interruzioni durante la partita, che saranno fino a 3, oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco. Cosa effettuata già anche in occasione dell'incontro di domenica scorsa, che ha visto l'esordio della squadra di Lello di Napoli in casa Seneto. Infatti, a circa metà del primo tempo e del secondo tempo, l'arbitro ha concesso qualche minuto di sospensione, così come avviene nel basket. Intanto per Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ci vuole una Serie C a 36 squadre. Lo ha annunciato nel corso di un'intervista. A mio avviso l'ideale sarebbe arrivare a una Serie A a 18 squadre, una Serie B a 18 e una Serie C con 2 gironi da 18 squadre. Sarebbe un rapporto perfetto, secondo Tavecchio, per il riparto dei fondi e la gestione autonoma e la patrimonializzazione della società, ed eviterebbe certe figure che stiamo vivendo in questi anni, con fallimenti e problemi finanziari. Col tempo ci possiamo arrivare in un'ipotesi triennale. Gli organismi, prosegue Tavecchio, decisionali sono però in capo alle assemblee. Non è facile che le 10 squadre della parte destra della classifica di Serie A accettino di perdere 2 posti. Bisogna trovare dei meccanismi che, rispettando la democrazia con adatti organismi decisionali, per cui si arrivi a questo. Quindi bisognerà anche intervenire d'imperio.